Bentornati sul aggiornamento con le previsioni meteo. L'anticiclone subtropicale, ecco che si allontana proprio dalle regioni settentrionali e già nella giornata di domenica assisteremo a forti temporali accompagnati anche da grandinate di piccole dimensioni, forti raffiche di vento, e quindi questa è la instabilità che troveremo proprio nella giornata di domenica, e l'avremo anche all'inizio della settimana. Quindi avremo insomma l'Italia con un calo marcato delle temperature dai settori settentrionali e una maggiore azione delle precipitazioni sul versante adriatico. Quindi, come potete vedere, questa anomalia termica che invece stiamo vivendo, come vedete, sull'Europa occidentale, sulla Spagna, tocchiamo anche valori oltre 28 gradi. Questo repentino calo delle temperature avverrà nei prossimi giorni all'inizio della settimana. Quindi torneremo su valori in media, sono localmente leggermente sotto la media, soprattutto sul versante adriatico lungo le coste. E questo quindi dovuto alla espansione dell'anticiclone, comunque molto anomalo e potente, che andrà a situarsi sulla Groenlandia e sui paesi nordici, che andrà a portare delle correnti un po' più umide e instabili già dalla giornata di domenica, che insomma avremo dei forti temporali a partire anche dalle zone lombarde pianeggianti e anche sul Veneto, sul Trentino e sul Friuli, queste aree più colpite, e poi, come potete vedere, con temporali che riusciranno poi ad espandersi causa l'approfondimento di un minimo depressionario sull'est Europa, scendendo verso il settore appenninico centrale, e porterà quindi anche l'innesco di aria un po' più fredda che riuscirà a calare di latitudine, quindi arriverà fino alle nostre regioni, e lunedì saranno molto più colpiti Triveneto e anche l'Emilia, con più variabilità nord-ovest, meno probabilità di precipitazioni se non nel Cunese, e le Marche che saranno molto più instabili, compresa anche l'Umbria e l'Abruzzo, da dei temporali. Però al sud in realtà non avverranno delle precipitazioni, con un calo delle temperature repentino, con le temperature che vivremo lunedì in media col periodo, pensate, su gran parte del nord, causa appunto il flusso freddo in arrivo. Altrove saremo su valori attorno ai 20-23 gradi, comunque su gran parte dell'Italia, e vedete poi nella giornata di martedì, quando continuerà ad azionare questo minimo depressionario sull'est Europa, andrà anche formandosi sulla Grecia e sui paesi balcanici per portare un'ulteriore instabilità sul versante adriatico nuovamente. E questa colata fredda artica che vivremo sulla Russia non andrà a coinvolgerci, anzi nella giornata di martedì avremo comunque sì un repentino calo delle temperature, ma sarà soprattutto il centro sul versante adriatico a vivere dei rovesci temporali che si propagheranno gradualmente verso il versante tirrenico, sul Lazio, sulla Campania e sulle coste quindi tirreniche. Al sud qualche possibilità sul Molise e la Puglia, quindi anche qui di rovesci e dei temporali che comunque entro la serata riusciranno comunque ad espandersi anche su questi settori. Una variabilità la troveremo sempre anche sul nord Italia. Vi ricordo che comunque anche nella giornata di martedì, durante le ore diurne, sul Triveneto, sulle Prealpi e sulle pedemontane avremo maggiore chance di precipitazioni. Poi anche localmente nella giornata di mercoledì qualche comparsa temporalesca potrà avvenire anche sulle zone interne della Sardegna, e poi, come vedete, continueranno a azionare al sud Italia, soprattutto sulla Puglia, e quindi su questi settori, compreso ancora una volta il Molise, anche la Basilicata, e anche questa volta sull'Appennino centrale continueranno ad azionare questi fenomeni. Mentre intanto al nord vi ricordo che tra la nottata e la mattinata potranno già iniziare dei rovesci temporali sul nord-ovest, su queste aree, e nel pomeriggio nuovamente formandosi sul Triveneto, sulle zone prealpine e pedemontane, che potranno localmente sfociare alle pianure adiacenti. Questa è la probabilità maggiore, quindi con una giornata di mercoledì che potrà vedere ancora questi ultimi fenomeni, ma molto più probabili, vi ricordo, sui settori adriatici. Parliamo della Puglia, quindi, e della Basilicata. Su questi settori saranno i più favoriti, come l'Appennino centrale, mentre, come vedete, continuerà a rinforzare l'anticiclone su gran parte dell'Europa. Noi saremo praticamente quasi gli unici, compreso comunque l'Europa orientale, a vivere questa fase dinamica, ma sarà una fase dinamica che vivremo almeno fino al 25-26 del mese, proprio per questa
frequenti irruzione di venti un po' più freddi, che potremmo vivere quindi una maggiore dinamicità, colate artiche che saranno molto più probabili sui settori dell'Europa orientale, mentre noi invece saremo schivati per un rinforzo anticiclonico che continuerà a rimanere stabile sull'Europa occidentale, coinvolgendo anche il nord Italia, ma comunque continueremo a vivere anche molto probabilmente nel ponte della liberazione, nella festa quindi della liberazione, a vivere una dinamicità maggiore per la spinta di venti sempre dai quadranti settentrionali. Come vedete, le temperature vivremo a partire dal 23 del mese una ripresa delle temperature sulle regioni settentrionali, quindi valori oltre i 20 gradi nuovamente su clima insomma tipicamente primaverile, mentre il sud Italia e parte del centro rimarrà in media, se non ancora leggermente sotto per il periodo, per l'influenza di continue riprese temporalesche, in modo particolare giovedì sulla Calabria. Questi quindi i settori più colpiti, con il freddo artico, come vedete, che si concentra sempre sulla Russia e sulla Europa orientale. Noi insomma non verremo coinvolti. Questi insomma gli ultimi aggiornamenti, e di consueto vi ricordo di continuare a seguirci.